Cari amici, buongiorno a tutti. Come avete visto ho iniziato in modo un po' inconsueto questa trasmissione, in quanto uscendo di casa questa mattina nel vedere questa splendida luna e mano a mano che mi accingevo verso Grion del Torre, vedendo questi primi chiarori di luce accompagnati dalle nebbie autunnali, mi hanno veramente ispirato e ho pensato di farvi godere anche voi di queste immagini. Naturalmente mi sto recando a Grion del Torre in occasione della Hathor Patrois de Blave. Siamo alla seconda edizione, quindi io vi lascerò in compagnia di un loro responsabile, il quale riuscirà a farvi gustare veramente tutte le bellezze di questa località. Ciao e buon divertimento a tutti. With another heart, placing high stakes, making heartache. He's loved in 7 languages. Buongiorno a tutti, sono Valentina Bernardinis, l'assessore alla cultura del comune di Povoletto. Siamo alla Fiesta de Blave, località Grions del Torre, una frazione del nostro comune di Povoletto. Porto ovviamente il saluto della nostra amministrazione comunale che crede molto in queste feste e sta da sempre vicino alle associazioni. Ringrazio la Libertas e ringrazio ovviamente tutti i volontari che si stanno impegnando moltissimo in questi giorni per cercare di rendere davvero questa festa un momento importante per la nostra comunità, un momento che riesca ad aggregare le persone, che riesca attraverso le tradizioni a darci veramente un messaggio importante, un messaggio che è quello appunto di rimanere vicini al territorio e attraverso le basi importanti del nostro passato, che sono quelle dell'agricoltura, portare anche nel futuro, anche nelle nuove generazioni, un messaggio che è appunto quello dell'unità. L'unità frazionale attraverso queste iniziative importantissime che noi continueremo e continuiamo a sostenere e che ovviamente per noi rimangono davvero un punto nevralgico della nostra storia di Povoletto. Ringrazio tutti e ci vediamo più tardi sul percorso. Diamond lights and ruby lights, high in the sky. Heaven help him when he falls. Diamond light, lover boy, he moving stays with minimal waves, maximum joy. City lights, business nights, when you require streetcar desire for higher heights. No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left to chance. No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, he's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Eccoci, siamo ad uno dei ristori sul percorso importantissimo, come dicevamo prima, del Fiesta de Blave, un territorio che ci sta regalando davvero tantissimo. Adesso sentiamo uno dei protagonisti. Ciao, come ti chiami? Riccardo, Riccardo, allora come ti sembra questo percorso e come sta andando la mattinata? molto bella, molto bello il percorso e anche molto bella la mattinata. E raccontaci un po' di questa camminata, da chi sei accompagnato? Da mio fratello e da mio nonno. Quindi come possiamo capire è un percorso che riesce anche a unire tante generazioni. E un'ultimissima domanda, sei stanco? No, perché dobbiamo camminare. Bene, allora prontissimi ad arrivare al prossimo ristoro. Eccoci con un altro dei protagonisti delle Fieste de Blave. Signora, buongiorno. Buongiorno. Come sta andando la mattinata? Benissimo, una bella giornata, anche bello il percorso. Meglio di così, è vero? Bene, un percorso davvero insomma per tutti. Sì, per tutti, per tutte le età, giustamente. Un percorso che riesce ad unire ovviamente al territorio anche l'enogastronomia e difatti vediamo che sta
provando mangiando, sì, esatto. alcune prelibatezze del territorio. Sì, è vero. Di solito sono sempre belle queste camminate, anche proprio i ristori così, e anche poi giù nel capannone quando arriviamo c'è sempre qualcosa di buono da mangiare. Benissimo. Coast to coast, LA to Chicago, west of Maine, across the north and south to Key Largo, Lock for Sale. Eccoci presso l'Antiquarium della Motta, Mostra del Fossile, è un altro luogo molto importante per la comunità di Povoletto, un museo che ospitiamo sul nostro territorio che ci permette di unire quanto di interessantissimo abbiamo appunto nella zona di Povoletto, ma soprattutto nelle sue frazioni. Da Savognano del Torre infatti arrivano diversi reperti che sono conservati in questo museo. Al primo piano infatti abbiamo un'esposizione che riguarda il periodo storico medievale e che appunto ci ha fruttato diversi reperti che, come dicevo, sono esposti qui e che sono visibili ogni domenica. Infatti l'apertura del museo è domenicale e sia la mattina che il pomeriggio è visitabile con anche laboratori molto divertenti per i più piccoli che organizziamo con cadenza appunto mensile. Al secondo piano invece ospitiamo un'altra esposizione molto interessante e che riguarda la sezione appunto paleontologica del nostro museo e appunto, come dicevo prima, davvero una varietà importante di reperti che sono conservati in questo museo che è il vanto davvero del nostro comune. Vi invitiamo a vederlo e vi invitiamo assolutamente anche a gustare le prelibatezze del territorio che spesso qui noi offriamo e che uniamo alla visita al termine del percorso museale. Franco, Bunde Franco, buondì anche a ieri. come sta andando la mattinata? Ma bellissime, anche un bel tempo dopo tante prove che è sempre state, un'organizzazione eccellente. Allora disin, le robe più belle di UE. La partecipazione di Fruz, ma anche Fruz porta sculi maris, no? Da ora il zaino, ecco, che sta le soddisfazioni che vuole di poi, ecco. Benissimo, non lo saluti, mandi anche a ieri, augurio Santiago Adri. Each classic gaze, the shadow box and double cross, get me the change. A license to know. Ci troviamo all'interno del centro Giusto Cainazzo e nello specifico al secondo piano dove viene ospitato il concorso Panole d'Aur. Le immagini che potete vedere appunto si riferiscono ai prodotti che sono esposti qui in ben 2 stanze con numerosissime varietà, si parla di più di 200 tipi di pannocchie. Abbiamo anche la vincitrice che è stata poi premiata recentemente con appunto le Panole d'Aur, una pannocchia d'oro che viene sostanzialmente regalata appunto alla vincitrice, quindi al produttore che si è contraddistinto per un'elevata qualità. All'interno del centro Giusto Cainazzo un punto nevralgico della nostra frazione, un punto nevralgico ma anche un punto storico, dal momento che appunto questo stabile ospitava l'antico asilo della nostra frazione e molti anni fa sappiamo che i nostri genitori ma anche i nostri nonni ci ricordano questo fosse davvero un punto di ritrovo per tutti i piccoli bimbi del paese che appunto sentivano questo legame radicato con il territorio grazie ad una struttura che è qui ben dal 1921 con un lascito importante ad opera appunto di Giusto Cainazzo che ha ritenuto necessario ci fosse un polo didattico all'interno della nostra frazione. Melt on your memories and change into gold. His eyes are like angels, but his heart is cold. No need to ask, he's a smooth operator.
Eccoci in chiusura di questa straordinaria giornata all'insegna del bel tempo, della bella tradizione e della bella gente. Abbiamo conosciuto meglio il territorio di Grions del Torre, abbiamo conosciuto le sue frazioni, abbiamo conosciuto in generale il comune di Povoletto. Grazie a tutti i partecipanti, grazie a chi si è impegnato per raggiungere l'altissimo livello di questa bella festa. Parliamo di circa 650 partecipanti e quindi un numero davvero elevato che ci auguriamo continui a crescere. Grazie appunto ancora a tutti gli organizzatori e a chi si è impegnato e rinnoviamo insomma il nostro augurio di partecipare ad un'altra iniziativa che si terrà la prossima settimana a Valle di Sofumbergo con la marcia tra i castagni. Grazie e arrivederci.